lavoratori cercasi. Circa 250.000 i potenziali posti di lavoro da occupare in Veneto secondo i dati raccolti ed elaborati da Veneto Lavoro. Ma come sta il mondo dell'occupazione nel Vicentino? I numeri mostrano che nonostante la batosta della pandemia il territorio ha retto l'urto. Se nel 2019 il saldo delle assunzioni è stato negativo, nel 2020 è tornato a salire con più 23%. Nel settore privato i contratti di assunzione a tempo indeterminato, determinato e di apprendistato nel Vicentino hanno visto tra aprile e giugno 2021 un aumento del 3%. Allo stesso tempo il temuto sblocco dei licenziamenti non ha prodotto, almeno nei primi 10 giorni di luglio, i paventati scossoni sul mercato del lavoro. 359 in Veneto i licenziamenti per motivi economici effettuati dalle imprese private e non artigiane. Nello stesso periodo sono stati 90 i licenziamenti nel Vicentino ed hanno riguardato 137 aziende. Complessivamente i disoccupati ad oggi nel Vicentino iscritti all'elenco dei centri per l'impiego del Veneto sono 59.170 e la maggior parte gode della NASPI, l'indennità mensile di disoccupazione. Infine i percettori di reddito di cittadinanza con patto per il lavoro in corso nel territorio berico sono 1.411, un quadro occupazionale che spinge la Regione Veneto a scegliere una strada chiara. La parola d'ordine che mi sono data è accompagnamento, accompagnamento dei lavoratori per le competenze che hanno, non per l'età che hanno, e accompagnamento delle imprese che devono essere appunto invogliate a dirci di che cosa hanno bisogno in termini di competenze, e la Regione metterà quel pezzo in mezzo, cioè la formazione. Se poi guardiamo alle imprese artigiane nel territorio vicentino, dati Confartigianato Vicenza, su un campione di 2.100 imprese socie nel primo trimestre dell'anno si registrano 1.593 assunzioni, di cui il 45% a tempo indeterminato e il 55% a tempo determinato. Numeri che su un bacino di quasi 9.000 imprese artigiane della provincia fanno stimare un numero complessivo di 7.000 nuove assunzioni. Nuova occupazione spalmata tra i settori della metalmeccanica, edilizia, grazie anche al superbonus, alimentari e trasporti, intese merci. Un clima positivo